calcio Urso dopo il tocco di Signori. Eccolo Signori che torna in possesso palla. Ancora Signori, bella azione. Signori prova a fare tutto da solo e si guadagna un calcio di punizione. Ci voleva un'iniziativa personale. Giallo per legittimo. Terzo ammonito. Dopo Pagliarulo e Ciaramitaro, anche legittimo, ma ci voleva proprio un'iniziativa personale da parte di un giocatore, nella fattispecie Signori, biancorosso, bravissimo, ne ha saltati due e il terzo l'ha messo giù. Calcio di punizione ineccepibile, solare e da posizione molto invitante. Di lì può andare Zivkov e Urso anche, o soluzione migliore Bellomo. Vediamo un po'. Sono palloni questi che pesano tanto in una partita del genere, una partita dormiente, si gioca principalmente a centrocampo, poi arrivano questi calci piazzati da posizione più che invitante e bisogna sfruttarli. Bellomo e Zivkov, barriera a 5 del Trapani, 3 biancorossi, a chiudere la visuale al portiere Guerrieri, parte Bellomo, rete! E il gol del Vicenza, il primo di Bellomo in campionato con la maglia biancorossa, il Vicenza va in vantaggio. Abbiamo cercato di chiamarlo ed è arrivato, gol di Bellomo a Trapani, 1-0 su calcio di punizione a superare la barriera. Rivediamo nell'angoletto scoperto, nulla da fare per Guerrieri, pallone che va a morire lì nell'angolo e il Vicenza avanti. Entra Petkovic ed esce Citro e adesso il Trapani potrà sentire tutta la pressione di uno stadio insoddisfatto. La battuta del corner, pallone ancora al centro, resta lì, fermato il tentativo da parte di Ferretti, poi Ciaramitaro bloccato da Adesio, prova veramente lo sfondamento centrale, la formazione di Cosmi, parte Giacomelli da solo. Giacomelli con il sinistro, la risposta, arriva Schmidt e deve ancora una volta fare gli straordinari Guerrieri, poteva bagnare il suo esordio in modo clamoroso Schmidt sul tiro di Giacomelli, respinto da Guerrieri. Rivediamo con il sinistro Guerrieri, Schmidt che vede questa palla vagante, poi da posizione molto defilata non riesce a trovare la porta. Per prova il Trapani, pallone buono ancora per Nizzetto che cerca un contatto, calcio di rigore, ma no, si è fermato ed è stato assolutamente ingenuo il giocatore biancorosso, però si è fermato. Canotto ha aspettato il contatto che è arrivato, io lo vorrei rivedere. Allora, Canotto aspetta si tuffa prima e poi Zivkov però lì, sì, ma Zivkov non può intervenire in questo modo. Canotto ha iniziato a protestare per il rigore prima ancora del contatto, ma è assurdo come Zivkov sia entrato. Petkovic contro Benussi, 38 di gioco, Benussi contro Petkovic, Benussi palo! Se l'hai mangiata il 10, se l'hai mangiata, il calcio di rigore il Trapani. Palo secco, il pallone sputato fuori dal legno. Petkovic entra alla panchina, all'indietro per Nizzetto, il cross, forse quello della disperazione, tiro di Scozzarella, Benussi. Adesso dovrebbe essere finita, a meno che non conceda qualche secondo in più l'arbitro. È rimasto a terra Bogdan, fondamentale nelle coperture aeree. Prossimo impegno Franco, Almenti con il
Latina per dopo andare a Vercelli, poi ritornare in casa con il Benevento e prima dell'atteso derby con il Novara a Novara. Derby con il Verona. Prima dell'atteso derby con il Verona a Novara. È finita, il Vicenza sbanca il provinciale, prende 3 punti e continua a sperare e a lottare per la salvezza. Grazie da Francesco Formaggio e Franco Lagamma. L'esultanza dei giocatori biancorossi, i fischi del provinciale. Vicenza 1, Trapani 0. Grazie, ci risentiamo sempre su TV Avvenire. Bianco rosso è il colore, bianco rosso è l'amore che mi porto nel cuore di questa città. Forza Vicenza Leale, forza Vicenza Leale, forza Vicenza Leale, forza Vicenza Leale. Migliaia di mani